Buonasera di nuovo a tutte e a tutti, bentrovati per questo secondo appuntamento del ciclo dei seminari Rive dedicato all'età delle maniere. Oggi io farò una presentazione brevissima perché quello di oggi è un po' un esperimento. Abbiamo per la prima volta due relatori per i seminari di Rive, che sono tra l'altro due amici, quindi insomma questa presentazione è più affettuosa che non istituzionale. Oggi accogliamo Mattia Biffis, che è Visiting Fellow all'Università di Oslo, che ha avuto tante esperienze all'estero, compreso al CASVA di Washington, e che si occupa di cultura figurativa, diciamo così, europea, di area mediterranea tra il XV e il XVIII secolo, con un focus e diciamo così, uno sguardo direi altrettanto affettuoso, in particolare su Venezia, e che ci presenterà un intervento dal titolo Bravura e cultura, la maniera a Venezia, affrontando essenzialmente il cantiere della Biblioteca Marciana, di cui ci dirà sicuramente lungamente. Ricordo che Mattia ha di recente pubblicato un libro che spero leggerete tutti, dedicato a Giuseppe Salviati, che insomma è un pittore importante anche per il tema di cui ci stiamo occupando quest'anno. Saluto anticipatamente anche il secondo dei nostri relatori, Giorgio Tagliaferro, che insegna all'Università di Warwick, specialista di pittura veneziana del Rinascimento e autore di un volume importantissimo che penso tutti i miei studenti conosceranno, Le botteghe di Tiziano, ma anche di tanti altri importanti contributi, e che ci introdurrà un intervento intitolato Rivalità e maniera in Tintoretto per una revisione storico-concettuale. Io ringrazio moltissimo sia Mattia che Giorgio per essere venuti, per aver accettato di partecipare a questo seminario, e lascio subito la parola perché non voglio rubare tempo ai nostri relatori. Benissimo. Valentina, che dire, grazie mille di questa bella presentazione e soprattutto grazie mille dell'invito a essere qui dopo tanti anni. È un piacere rivedersi, è un piacere, anche è stato un piacere riprendere in mano alcuni temi che sono sempre stati un po' sul retro della mia testa. Insomma, grazie di questa possibilità e di quello che stai facendo. Grazie anche a Giorgio, ne approfitto, che è stato in qualche modo un interlocutore. Capita spesso che ci mettiamo a parlare di cose che apparentemente possono sembrare cose che non esistono, come il manierismo. Quindi insomma c'è stato negli ultimi tempi c'è stata la possibilità insomma di mettere la testa insomma su questo tema. Devo anticiparvi subito che quello che vi presenterò è un materiale molto meno solido e strutturato, faccio ammenda da solo, solido e strutturato di quanto avrei sperato in principio. Ho interpretato l'idea di seminario in maniera letterale, quindi vi presenterò un materiale parzialmente digerito, almeno per quanto riguarda la sua prima parte, mentre spero che la seconda sia magari un po' più solida. Mettendo assieme delle idee, delle idee che appunto sono delle idee che sono sviluppate in maniera quasi autonoma, lavorando in modo indipendente, lavorando su questioni che riguardano in generale la cultura pittorica a Venezia a cavallo della metà del Cinquecento. In breve cosa intendo fare? Quando parliamo di manierismo, per quelli che ci credono o anche per quelli che non ci credono, sappiamo, e soprattutto quando parliamo di manierismo a Venezia, sappiamo che bene o male abbiamo a che fare con due opposte visioni del problema, della questione. Da una parte ci sono quelli che in maniera quelli che si riferiscono, gli studiosi che si riferiscono soprattutto ad alcune proposte critiche che sono state avanzate dagli studiosi di area italiana nel corso del Novecento e che in generale cercano di interpretare e di vedere il manierismo come un fenomeno di crisi. Penso che ne abbiate già avuto occasione di parlare proprio in questa sede recentemente, quindi non occorre
non occorre approfondire troppo questo tema, ma tutti quanti sappiamo che colui che ha coniato questa etichetta, lo studioso Luigi Coletti, è una figura molto interessante, molto poco studiata anche da certi punti di vista, della storia dell'arte italiana del primo Novecento, che nel 1941 viene fuori con un saggio molto influente, appunto intitolato La crisi manieristica, che è pubblicato su Emporium e che ebbe molto successo, probabilmente grazie soprattutto alla mediazione di Rodolfo Pallucchini e della sua scuola. Sappiamo che manierismo viene inteso in questa accezione soprattutto come una crisi spirituale, e quindi si parla soprattutto della crisi manieristica di Tiziano, questo nell'elaborazione che ne fa Coletti e che successivamente viene ripresa e sviluppata da Rodolfo Pallucchini. Esiste tuttavia un'altra tendenza di studi molto solida che si è sviluppata soprattutto diciamo negli ultimi decenni, e che mette in realtà al primo posto aspetti di carattere sociale e culturale, quindi cerca di interpretare il manierismo nella sua accezione veneziana come un fenomeno un po' più ampio, con delle radici che devono essere ricercate nello sviluppo, per esempio, del mondo culturale, del mondo editoriale, eccetera, eccetera. Probabilmente possiamo già subito andare avanti e prendere una posizione molto netta riguardo questo problema. Questo è un articolo uscito sulla Repubblica, credo, nel 1981 a firma di Giuliano Briganti, uno studioso che da parte sua ha scritto cose molto importanti sul manierismo, ed è una recensione particolarmente attenta e sensibile proprio sulla mostra organizzata da Pallucchini a Venezia in quegli anni, da Tiziano a El Greco, è il titolo della mostra. È una recensione molto, come si può dire, molto particolare, perché naturalmente si vede che Briganti non ci crede più di tanto a quello che ha visto, però nello stesso tempo, anche per rispetto del curatore, un'autorità indiscussa della pittura veneziana di quegli anni, alla fine finisce per abbracciare in qualche modo l'ipotesi. Scrive delle cose molto giuste dal mio punto di vista, anche se manca un po', naturalmente questo è un articolo di giornale, manca un po' la parte construence. Lui scrive: la nozione di manierismo, si sa, ha una storia molto verbosa e una complessa e ingombrante impalcatura che... Scusate un secondo. Ha una storia molto verbosa, è una complessa e ingombrante impalcatura che, se non cadrà per fatiscenza o sotto la spinta di conoscenze più concrete e capillari, questo anche è il punto, una spinta di conoscenze più concrete e capillari della realtà cinquecentesca, sarà assai lungo smontare pezzo per pezzo. Non dubito, almeno lo spero, che questo lavoro un giorno sarà fatto. Per ora mi limito a credere che si possa dire qualcosa al riguardo partendo da occasioni come questa, cioè la mostra da Tiziano a El Greco che sta recensendo. E naturalmente, come giustamente scrive Giuliano Briganti, il manierismo, come il Molise, esiste ed è un concetto ingombrante, è un concetto con cui dobbiamo fare i conti, e naturalmente non possiamo però farne i conti dando per scontate alcune etichette che sono invalse negli studi. Da parte mia, l'ipotesi che vorrei cercare di portare avanti questa sera e di verificare con voi è l'idea che effettivamente si possa parlare di una crisi, certo non nell'accezione che non trovo completamente convincente con cui la intendevano Coletti e Pallucchini, una crisi sociale molto più, diciamo in un certo senso difficile da osservare e misurare empiricamente, una crisi che ha a che fare con la professione dell'artista e degli artisti.
diciamo, nel contesto della seconda metà del Cinquecento. Ho trovato molto utile, diciamo, per inquadrare criticamente e teoricamente un'ipotesi di questo genere, quanto scrive Robert Williams in uno dei libri che a mio avviso è probabilmente tra i migliori scritti sull'arte italiana nell'ultimo decennio. Robert Williams è uno studioso che è scomparso da poco, insegnava storia dell'arte italiana a UC Santa Barbara, e questo è un po', diciamo, una sorta di testamento morale in un certo senso della sua scholarship. È un libro molto denso, molto intenso, in cui c'è tutta quanta l'erudizione di uno storico americano che si è formato leggendo i testi in italiano e cercando di capire in profondità le parole che venivano usate, il loro significato. Una caratteristica tipica di una certa scholarship americana, quella di soffermarsi proprio sull'analisi, sulle accezioni che le singole parole hanno quando vengono utilizzate nei testi. Questo libro non parla naturalmente di Venezia, non parla in maniera diretta del manierismo nell'accezione con cui lo potremmo intendere noi questa sera, però dice delle cose molto interessanti sul contesto, sullo sviluppo del contesto artistico e professionale nell'Italia del primo Cinquecento. Per leggere The Decline of Painting, il declino della pittura è iniziato con il rapido afflusso di giovani artisti a Roma nella prima metà del Cinquecento. Il risultato del labor surplus che ne risultò creò un ambiente competitivo che non si era mai visto prima. Poiché gli artisti, questi giovani artisti erano così tanti e così disperati per il lavoro, potevano essere assunti spendendo poco, cheaply, and on a per job and per day basis, rather than being taken on by a master and trained thoroughly. C'è, diciamo, un mutamento, un cambiamento radicale nel modo in cui la professione pittorica finisce per essere intesa in quegli anni. È un cambiamento dovuto a un fenomeno puramente numerico quasi, che è l'improvvisa inflazione di artisti che si verifica in un centro come Roma. Quindi i maestri iniziarono a lavorare in maniera molto più rapida per produrre di più, gli unici maestri che potevano avere successo erano quelli capaci di produrre molto, di essere estremamente produttivi sul mercato. Williams non se ne viene fuori dal nulla con un'ipotesi di questo genere. Naturalmente c'è tutto un capitolo del suo libro che vi consiglio vivamente di leggere, e anche se non siete dei raffaellisti indomiti, c'è tutta una parte del libro che affronta testi alla mano questo problema, appunto il problema di quella che potremmo chiamare l'inflazione dovuta a un surplus, a una sovrabbondanza di manodopera. E curiosamente, se noi cerchiamo il significato di crisi, il significato concreto di crisi, nel dizionario abbiamo una definizione di questo genere. Ogni situazione più o meno transitoria, sto leggendo dal dizionario Treccani, penso, di aver preso questa citazione, una situazione più o meno transitoria di malessere e di disagio che in determinati istituti, aspetti o manifestazioni della vita sociale sia sintomo o conseguenza del maturarsi di profondi mutamenti organici e strutturali. Quello che fotografa Williams nel suo testo, facendo riferimento soprattutto a opere come Le vite di Vasario, il Trattato di Armenini, gli stessi scritti di Leonardo, eccetera, eccetera, è proprio questo improvviso cambiamento che si verifica e si può indirettamente misurare nella cultura artistica, nell'economia del mercato artistico del primo Cinquecento, che vede appunto un rapido cambiamento strutturale nel modo in cui la professione pittorica viene intesa. Io penso che a Venezia una situazione di questo genere si verifichi allo stesso modo e appunto sia
in qualche misura misurabile, fotografabile, percepibile, storicamente avvertibile, non in forma di aneddoti slegati l'uno dall'altro, ma attraverso una documentazione molto fitta, che spesso non passa le maglie della nostra osservazione perché è dispersa e non rientra nel tipo di documentazione canonica che affrontiamo quando studiamo la storia dell'arte di questo periodo, ma che a tutti gli effetti esiste. Ho selezionato alcuni casi, alcuni episodi che possono effettivamente darci un po' il senso di come anche a Venezia, più o meno tra gli anni 30 e gli anni 60 del Cinquecento, anche oltre, qualcosa che ha un carattere strutturale, si percepisce che è qualcosa che ha un carattere strutturale, quindi va anche oltre. È qualcosa che si può effettivamente misurare, vedere, percepire. E probabilmente il punto di partenza cardine di questo fenomeno, almeno dal punto di vista della letteratura critica, è dato da quanto scrive Paolo Pino nel suo dialogo di pittura. Paolo Pino egli stesso è un pittore probabilmente schiacciato, annullato quasi in un certo senso dalla competizione di quegli anni e dall'incapacità di mantenere una posizione di rilevanza in un contesto in cui il lavoro e la professione diventano sempre più difficili per l'abbondanza di manodopera. E Paolo Pino per questo dedica delle battute particolarmente mordaci, particolarmente insomma, interessanti, che mi sembra siano sfuggite nel loro senso generale all'attenzione degli studiosi. I due interlocutori sono Lauro e Fabio. Fabio è ottimista, Fabio pensa che le sorti magnifiche e progressive risolveranno tutti quanti i problemi e sostanzialmente non ha molta speranza verso il futuro, mentre Lauro è il pessimista cosmico, leopardiano, è colui che si è probabilmente imbattuto in prima persona in questa, è diciamo il vero portavoce del punto di vista di Paolo Pino e praticamente appunto inizia proprio dicendo che la povertà è assassina e non si paga tanto un'opera che i danari soppliscano sino alla fine dell'altra, cioè i pittori sostanzialmente sono in braghe di tela, solleciti chi può, è peggio che alcune fiate vi conviene dipignere sino agli sedili, quello praticamente che gli artigiani fanno, non avendo qual'altra utilità intrattenersi per non essere tal arte necessaria. E risponde Fabio appunto in maniera ottimista: perché non fate voi delle tavole non tal gofferia presso noi vituperosa et impropria? E Lauro risponde: perché semplicemente se fosse posto a vendere un quadro di Tiziano direbbero che è cosa dozzinale, no? E a nostra confusione proferiscono 10 quattrini o peggio, che ogni casa ha il suo dipintore, appunto quest'idea di inflazione della manodopera, quest'ampia disponibilità di manodopera che ha necessariamente abbassato i livelli non soltanto qualitativi, ma ha reso l'ingresso nel mercato più difficile, difficoltoso per chi arriva a Venezia. Ogni caso ha il suo dipintore e se aspettasse essere richiesto, dipingere più di rado che non appaiono le stelle crinite, una volta ogni morte di Papa o una volta ogni Natale le stelle crinite sono le stelle comete, no? E Fabio naturalmente cerca di avere una posizione da questo punto di vista superiore, vi dirò il vero, vi tengo per sospetto, perché io sono di natura cerea, voi credete facilmente imprimervi nel sigillo della disgrazia, ciò sgombri il paese, naturalmente c'è un livello di complottismo anche nel suo punto di vista, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che questo breve scambio di battute sia importante per comprendere l'evoluzione stiamo parlando in questo caso della professione pittorica. No, non stiamo parlando ancora di pittura e di evoluzione stilistica, è una crisi di identità professionale dovuta appunto ad un
ad un'inflazione, ad un numero esorbitante di attori in campo e si può misurare indirettamente in tanti piccoli episodi sparsi che costellano la storia della pittura veneziana di questi anni. Naturalmente il primo che ci può venire in mente è il caso di Lorenzo Lotto. Noi adesso sappiamo che Lorenzo Lotto è uno dei più grandi maestri del Cinquecento, ma sappiamo benissimo che a partire da un certo punto Lorenzo Lotto fa fatica a stare al passo con i tempi, si direbbe, e fa fatica a sbarcare il lunario, fa fatica ad essere riconosciuto per quel grande pittore che era. Abbiamo il suo diario spirituale, in un certo senso, che è il libro dei conti, in cui ripetutamente Lorenzo Lotto ricorda episodi in cui faceva fatica a fare mercato, le parole che lui usa, faceva fatica a ottenere quanto gli era dovuto per il suo lavoro. Sono episodi che ricorrono innumerevoli volte, che sono stati di solito interpretati dalla critica come un riflesso della sua debolezza spirituale, una persona sensibile che non vuole entrare in contrasto con gli interlocutori, naturalmente una persona, no, era una persona che evidentemente viveva in un periodo, in un momento storico in cui c'erano molte difficoltà. C'erano molte difficoltà per chi entrava nella professione pittorica. Il caso del Salvatore di Vienna, una delle opere più clamorose e che appunto è stata spesso utilizzata come spia, indice delle attitudini spirituali di Lotto in questi anni, è veramente importante ed eloquente. Lorenzo Lotto chiede un prezzo e semplicemente chi gli ha commesso il quadro non lo vuole pagare. Non fu fatto precio, scrive nel suo libro di conti, e quando fu a mezza opera, senza mai darmi un quattrino, volendo lui far mercato, non fummo d'accordo. Lorenzo Lotto rimane con il quadro in mano, senza ottenere quanto gli è dovuto per il suo lavoro, e di conseguenza fa fatica a sbarcare il lunario, fa fatica a stare dietro ad avere successo. Federico Priuli si sarà rivolto a qualcun altro, c'è una mancanza di riconoscimento in questo scambio economico fallito tra il pittore e il suo committente. Un altro caso che è assolutamente che diciamo contemporaneo e che isolato, ma nello stesso tempo aiuta di nuovo a sentire la temperatura di quello che vivevano i pittori in quegli anni, è quello che riguarda Gian Pietro Silvio, un pittore coinvolto anche in alcune commissioni ufficiali che non riesce a concludere e che a un certo punto viene assunto, hired dai nobili Priuli per dipingere una pala d'altare nella chiesa di San Felice. E a un certo punto scrive una supplica al committente stesso, chiedendogli dei soldi perché non ce la fa. Prego la signoria vostra che quella mi manda qualche ducato per spendere in questi giorni, eccetera, eccetera. Io, Juan Pietro Silvio Pittor, servitor di quella. Non è un episodio probabilmente isolato. Sappiamo che alla morte Silvio era letteralmente oberato dai debiti c'è anche un inventario post mortem che non è stato più ritrovato, che fotografa di nuovo questa situazione difficile, di difficoltà economica, che si ripercuote anche nel fatto che sostanzialmente è difficile per noi ai giorni nostri mettere a fuoco un catalogo attendibile di questo pittore, perché quel poco che c'è è separato da buchi molto lunghi, non c'è una continuità nella sua evoluzione formale e di conseguenza si verifica questa difficoltà di fotografare
il catalogo dell'artista. Di nuovo, giusto per avere un ulteriore esempio, Gianfrancesco Terzi è un pittore che a un certo punto trova fortuna all'estero, ma prima di andarsene via scrive questa lettera ad Aretino, in cui di nuovo espressamente dice avendo a combattere col pane. Vi sta scrivendo perché vuole ricambiare un favore che Aretino gli ha fatto, però non ha nessun mezzo effettivo per ricambiare questo favore, quindi gli scrive questa lettera in cui sostanzialmente si scusa ed esprime appunto con queste parole particolarmente sorprendenti l'amarezza per chi non riesce a stare al passo con il mercato. So che mi avrete per iscusato e imputerete l'ignoranza e l'avarizia dei ricchi che tengono le virtù sepolte, e non basta aversi affaticato ed aver dato saggio di sé, non vi essendo mezzo di persona intelligente che lo faccia conoscere presso quelli che lo possono rimunerare. Questa è stata la cagione che mi ha tenuto sepolto l'animo, avendo a combattere col pane. Ma io non dubito punto che un giorno troverò occasione che domine Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Mi possa dare la possibilità di sdebitarmi. Poi in realtà sappiamo che Gianfrancesco Terzi se ne andò a lavorare a Praga e praticamente non ritornò mai più indietro, grosso modo. Andò a cercare altrove fortuna, come si dice. E un'ultima, probabilmente quella che è un'ultima attestazione tra quelle che ho raccolto in maniera un po' random in questi giorni, riguarda una lettera, è un po' successiva rispetto al periodo che stiamo osservando, ma nello stesso tempo è particolarmente esplicita e puntuale nel mettere nero su bianco proprio quel fenomeno, questo vasto fenomeno che stiamo cercando di intercettare in qualche misura. Ed è una lettera che l'ambasciatore mantovano scrive al segretario del Duca nel 1587, quindi un po' oltre di nuovo i nostri anni, però non per questo è meno sintomatico, più che altro dà l'idea che si tratta effettivamente di un fenomeno che si può cogliere nel lungo periodo. Scrive l'ambasciatore: mi è stato detto che è stata fatta la descrizione delle anime che al presente si trovano in questa città, che ascendono al numero di 148.644, cioè praticamente 3 volte il numero degli abitanti odiani di Venezia. E declinata molto da quella che si fece l'anno passato per molti artisti che sono partiti e vanno partendo tuttavia di qua per mancamento delle loro arti, che non trovano da lavorare né men da vivere. Appunto è abbastanza esplicito proprio nel mettere nero su bianco le ragioni di questo decremento strutturale che si avverte durante il corso del Cinquecento nella professione pittorica. Io penso che indirettamente una situazione di questo genere può essere vista e interpretata come una specie di indizio, un indice, una possibile spiegazione di quello che si avverte nell'evoluzione stilistica di quegli anni. La competizione diventa più forte, diventa più accesa, e di conseguenza gli artisti tendono a sviluppare degli stili altamente personali e individuabili. Cercano di emergere nel mercato, nel sistema produttivo veneziano di quegli anni, cercando di fare la voce, sostanzialmente vince chi fa la voce più alta, no? Per renderla in maniera molto semplice. Cercano di sviluppare linguaggi che siano il più possibile identificativi della loro identità. E un termine che ho trovato utile, anche se l'accezione in cui la posso intendere è leggermente diversa, è quello di bravura, che non è altro in un certo senso che una versione storicamente più fondata del termine virtuosismo che utilizziamo oggi.
sappiamo che il detto classico è ars est celare artem, ma per questi artisti, come scrive Nicola Sutor in questo libro, che è stato anche tradotto in inglese, quindi reso più accessibile da qualche anno, per questi artisti però ars est ostendere artem. Arte è dimostrare la capacità di avere un linguaggio e che è il messaggio retorico di uno stile pittorico conosciuto come bravura, che è emerso nel Cinquecento a Venezia e si è successivamente diffuso in tutta quanta Europa. Bravura è l'ostentazione, è l'ostentosa dimostrazione, ostentata dimostrazione di abilità tecniche e manuali che servono al più alto scopo dell'esecuzione di un lavoro. E uno scopo che è per implicazione, che è per definizione performativo. Io non andrei così oltre, non abbraccerei in questo modo così estremo il termine bravura nel ragionamento che sto cercando di fare, però non c'è ombra di dubbio che negli anni che circondano la metà del Cinquecento effettivamente si assiste ad una progressiva e costante personalizzazione dei linguaggi pittorici. In qualche modo i pittori sono in qualche modo spinti, portati a diventare fortemente riconoscibili in maniera tale da essere riconosciuti, proprio perché questo è in qualche modo un esito della competizione implicita che si sviluppa in seguito all'inflazione e alla sovrabbondanza di manodopera. Uno dei probabilmente il luogo per eccellenza dove a Venezia questo si verifica è proprio la sala di lettura della Biblioteca Marciana, che giustamente è stata proprio definita una sorta di manifesto visivo del manierismo a Venezia, proprio in occasione della mostra di Pallucchini del 1980. La vicenda che portò all'esecuzione di questo contesto, di questo ciclo pittorico è ben nota, è stata ripercorsa in numerose circostanze, come è ben noto il fatto che, ne parla appunto Vasari in primis, e ne parla successivamente anche Ridolfi con qualche informazione in più, è ben noto che i committenti di questo ciclo, cioè i procuratori di San Marco de Supra, misero in palio un premio, il premio di una collana d'oro, al pittore che si fosse maggiormente distinto tra i 7 convocati per questo incarico, che si fosse maggiormente distinto nell'esecuzione dei tondi. Vasari scrive espressamente: e perché detti signori, quando cominciarono a fare dipignere la detta libreria, promisero a chi meglio indipignendola operasse un premio d'onore oltre al prezzo ordinario, furono divisi i quadri fra i migliori pittori che allora fossero in Venezia. Finita l'opera, dopo essere state molto bene considerate le pitture dei detti quadri, fu posta una collana d'oro al collo a Paolino, come a colui che fu giudicato meglio di tutti gli altri aver operato. La vicenda è molto nota ed fa parte naturalmente della genesi un po' del mito giustamente celebrato di Paolo Veronese come uno dei grandi maestri. È un po' una sorta di ufficiale investitura da parte del potere veneziano di questo pittore che non per nulla negli anni successivi acquisirà sempre maggiore spazio nell'ambito delle commissioni pubbliche, spazio che comunque già al momento del suo intervento qui nella sala Marciana si era in qualche modo già assicurato. Il ciclo è estremamente complesso. Consta di 21 dipinti di formato circolare, ciascuno dei quali realizzato in numero di 3 per ciascun pittore da appunto 7 pittori, rappresentativi in qualche modo delle migliori linguaggi
artistici disponibili nella Venezia di quegli anni. È un ciclo difficile, estremamente complesso, in qualche misura molto disarticolato, difficile cogliere, è molto difficile soprattutto per l'estrema diversità formale che caratterizza il ciclo. È difficile dare un ordine, è difficile seguire un pensiero unico, una linea pittorica concreta e coesa. La prima linea verso l'ingresso della sala è realizzata, sembrano quasi dei tondi bronzei, è realizzata da Giovanni De Mio, poi c'è Giuseppe Salviati, c'è Battista Franco, la linea centrale è Giulio Licinio, poi c'è Battista Zelotti, sopra di noi a questo livello c'è Paolo Veronese e per concludere Andrea Schiavone. Sono dei tondi in cui effettivamente è un tipo di commissione in cui effettivamente i pittori furono implicitamente chiamati appunto a dare il meglio di loro stessi per emergere. In qualche misura una sorta di rappresentazione figurata del contesto che sto cercando di enucleare in questi pensieri questa sera. Sappiamo che vinse appunto Paolo Veronese con il suo tondo che raffigura la musica, di cui Vasari fornisce una descrizione assolutamente molto, diciamo, si diffonde in modo molto lungo. Evidentemente gli sono fornite direttamente informazioni da qualcuno che ha passato molto tempo a osservare quest'opera, è entrato in sintonia, diciamo, con il suo linguaggio. Però sappiamo che la vittoria non fu considerata, non fu così scontata come Vasari sembra farci credere. Sappiamo dalla testimonianza di Ridolfi, per esempio, che alcuni avevano considerato il tondo di Schiavone, convenzionalmente intitolato Il sacerdozio, come l'opera più rappresentativa dell'insieme. Schiavone scrive che quest'opera aveva le carte in regola in sostanza per risultare la migliore grazie alla maestria usata dal suo autore, cito, nel dintornare quelle figure con molta fierezza e scolpirle d'ombre gagliardi e di vivaci lumi, mostrando nello stesso tempo grande sprezzatura, scrive Ridolfi, nella raffigurazione delle barbe dei personaggi. Un altro possibile candidato alla vittoria era Giuseppe Salviati, di cui Ridolfi scrive che la figura di Bellona impastata di carne viva restituiva quasi in un certo senso la presenza fisica, no? di questa divinità. Non sappiamo se effettivamente le cose andarono in questo modo. Certo, è evidente che la vittoria di Veronese fu probabilmente meno scontata di quanto siamo portati a ritenere oggi. E nello stesso tempo emerge il fatto che questi pittori avessero preso la competizione in maniera molto seria ed effettivamente c'era un clima di una situazione, una volontà di emergere da parte degli artisti convocati per il soffitto. Io credo che forse probabilmente questa situazione emerge in maniera particolare in uno dei tondi di Battista Franco. Il tondo è intitolato e descritto da Francesco Sansovino nella sua Guida di Venezia come Vertumno e Pomona. In realtà il soggetto è probabilmente molto differente e raffigura in un certo senso un tour de force dell'artista sul tema della scultura classica e una sorta di omaggio virtuosistico, omaggio fatto dal pittore verso il committente
verso i commettenti dell'opera e verso il segretario dei commettenti dell'opera, Jacopo Sansovino. Molto probabilmente Francesco Sansovino è tratto in inganno sul titolo di quest'opera perché la figura che regge un grembiule con dei frutti su di esso riprende molto da vicino una celebre scultura che si trovava in quel tempo nella collezione Grimani, ed appunto era interpretata in quegli anni come una figura di Pomona, e che era esposta come dimostra questo, come mostra probabilmente questo disegno di Federico Zuccari, era esposta nella tribuna di Palazzo Grimani. Non è tuttavia l'unico riferimento che Battista Franco fa a opere esistenti, note, conosciute, opere scultoree conosciute in quegli anni. Un'altra figura a cui probabilmente lui elabora la posizione è quella naturalmente del torso Belvedere, che gli era nota forse attraverso questa riproduzione di Giovanni Antonio da Brescia, eseguita all'inizio del Cinquecento, quando ancora l'opera si trovava nella collezione, si trovava ancora nel Palazzo del Quirinale, e che utilizza per scolpire in un certo senso il busto della figura di Adamo. E qui appunto c'è un altro confronto con l'originale, per in qualche modo comprendere l'elaborazione della figura. E naturalmente la citazione forse più esplicita, una delle citazioni più esplicite è quella dal Bacco di Jacopo Sansovino, che la figura riprende in controparte e che era la figura centrale, la figura maschile centrale che riprende in controparte, ed era una delle opere probabilmente più celebri, di scultura più celebre in Italia in quegli anni. Ne parla diffusamente nel suo... ne parla diffusamente e ne spende parole di estremo elogio Benedetto Archi nella sua lezione della maggioranza delle arti nel 1546, in cui elogiò in particolare il gesto del braccio alzato, lo stesso appunto su cui si concentra l'attenzione di Battista Franco, scrivendo: «È ancora gran fatica veramente fare un membro spiccato, come sarebbe un braccio in aria, e tanto più se avesse in mano alcuna cosa, come si vede nel bellissimo, anzi miracoloso Bacco di Messer Jacopo Sansovino». La citazione mi sembra abbastanza evidente, e naturalmente, siccome Jacopo Sansovino era tra le figure coinvolte in prima persona nella gestione della commissione del soffitto marciano, è evidente che una citazione di questo genere risponda anche da parte di Battista Franco all'intenzione di, in un certo senso, in inglese si direbbe carry favor, attirare il supporto, attirare l'attenzione da parte appunto dello stesso Jacopo Sansovino. E naturalmente forse la citazione più esplicita ed evidente, che è in qualche modo mostrare le proprie carte, è quella della figura del volto, di questa figura maschile che riprende le fattezze e la fisionomia dell'Adamo di Michelangelo della Volta Sistina, e che denuncia a tutti gli effetti l'identità di questa figura, che non è assolutamente il vertumno della favola classica, ma appunto rappresenta Adamo nell'atto di cogliere la mela e quindi infrangere il divieto di mangiare dall'albero della conoscenza, che è ovviamente un tema particolarmente azzeccato per un soffitto di una biblioteca. Per chiudere, per mettere in ordine un po' il materiale che ho affastellato nel corso di questo seminario, la mia idea appunto è quella che il soffitto marciano possa essere una perfetta cartina tornasole per verificare in un certo senso quelle difficoltà di cui
avevo preso nota nella prima parte di questo intervento. C'è molta competizione, c'è un clima di particolare competizione artistica dovuto alla difficoltà da parte dei pittori di mettere assieme pranzo e cena, per dirla in maniera molto semplice e basilare. E i pittori sono portati a emergere dimostrando la loro bravura individuale, enfatizzando quelli che sono i segni tipici del loro linguaggio artistico. Nel caso di Battista Franco, la sua vicinanza con la cultura artistica e pittorica del centro Italia, il suo fare statuino, come lo potrebbe definire Vasari, e come sarà anche criticato da figure come Annibale Carracci e il Greco nelle loro note manoscritte che riguardano quest'artista. Non c'è nessun intento di armonizzazione nel soffitto, proprio perché lo scopo finale è quello di emergere, lo scopo finale è quello di dimostrare di essere più bravo di chi sta nella fila precedente o nella fila successiva. E l'unico modo di farlo, di emergere, e di avere quindi la palma della vittoria e potersi assicurare delle commissioni ulteriori di carattere pubblico, è quello di enfatizzare i caratteri più tipici e precipui del proprio linguaggio artistico, di enfatizzare la propria individualità, di far vedere in qualche modo il marchio finale del proprio linguaggio, di imporre il proprio linguaggio sugli altri. Questo penso che sia il caso di questo tondo tra i 21 di Battista Franco, e penso che sia in un certo senso una sorta di sintesi possibile di quello che succede nella Venezia di quegli anni, in cui gli artisti appunto erano portati a esibire le proprie credenziali linguistiche per cercare di rendere la propria voce, il proprio linguaggio più riconoscibile e visibile nel contesto competitivo della Venezia di quegli anni. Io sono 45 minuti, sono rimasto esattamente all'interno del time frame che mi era stato assegnato, e il discorso è perfettibile. Aspetto vostre osservazioni e vostri possibili critiche o qualsiasi altra forma di discussione. E adesso cosa devo fare? Lascio il campo a Giorgio. Sì, io direi se siete tutti d'accordo di rinviare la discussione alla conclusione del secondo intervento, quindi lascio immediatamente la parola a Giorgio e grazie Mattia per questa bella presentazione. Faccio finire l'acqua sopra. Eccomi qua. Buonasera a tutti, buonasera a chi c'è qui, chi c'è online. Mi verso l'acqua, sarà dura, ho la tosse, vediamo se ce la facciamo. Le mie intenzioni erano esattamente opposte a quelle di Mattia, cioè volevo fare una cosa non strutturata e sono finito a autotradurmi da un saggio che ho pubblicato in questo volume. Quindi leggerò e vi torturerò per 2/3 di questo intervento, praticamente quasi senza immagini, se non questa autocelebrazione autoreferenziale. Non vi farò neanche sorridere abbastanza come ha potuto fare Mattia. Non ho battute sul Molise, regione a cui voglio molto bene pur non essendoci mai stato, ma mi è simpatica. E quindi di fatto purtroppo, cosa che non faccio quasi mai, non in queste situazioni seminariali, leggerò. Quindi veramente alcuni sono degli estratti di questo saggio che è all'interno di un volume che raccoglie gli atti di un convegno, nel quale però io avevo parlato di tutt'altro. Quindi questa è la prima volta che in realtà presento pubblicamente
i risultati di questo saggio, che quindi non è perfettibile, nel senso che ormai è pubblicato, però è perfettibile ovviamente l'idea, è come sempre, che sta dietro. Vediamo come va. Vediamo. Allora, dunque, malgrado la conoscenza dei metodi di lavoro di Tintoretto sia sensibilmente migliorata negli ultimi decenni, la discussione sulla sua personalità artistica si è ultimamente polarizzata, soprattutto in ambito anglosassone, attorno a una serie di cliché di lunga data che sostanziano un paradigma stereotipato dell'artista. Un paradigma in cui si mescolano tratti psicologici, caratteristiche stilistiche e procedure tecniche e che in larga parte è fondato sulle opinioni e informazioni biografiche trasmesse da Vasari, da Ridolfi e da Boschini. I giudizi di questi tre autori hanno penetrato tanto la critica quanto la cultura popolare e in modo così profondo da cristallizzarsi in una sorta di immagine canonica di Tintoretto da cui sembra difficile prescindere. La formazione di cliché è comune anche ad altri artisti e non necessariamente è sbagliata di per sé, ma nel caso di Tintoretto questi cliché si sono fusi in una narrazione così efficace da condizionare l'orientamento critico con pregiudizi e aspettative che sono applicati unilateralmente a ogni aspetto della sua produzione e carriera artistica, in un modo che non sembra avere eguali almeno nel panorama della pittura veneziana. Il profilo tracciato da Ridolfi, dove il carattere indomito di Tintoretto si sposa così bene con l'esuberanza del suo fare artistico, sembra troppo convincente e organicamente strutturato per sbarazzarsene o anche solo per rimetterlo in discussione, malgrado il fatto che la linea tra aneddoti e fatti sia generalmente sfumata. Il racconto di Ridolfi trova terreno fertile in almeno una caratteristica distintiva dell'arte di Tintoretto, cioè la sua potenza espressiva, che può facilmente indurre lo spettatore a percepire queste immagini come la creazione di un temperamento impetuoso. Il Tintoretto che tutti ci aspettiamo, ci immaginiamo, ha un carattere appunto indomito, impertinente e sfrontato, anticonformista, anticonvenzionale e che appunto si riflette in una pittura versatile, eterodossa, in costante fermento, destinata a ricevere più critiche che lodi dai contemporanei. Prestezza e pittura alla prima, che sono normalmente attribuite all'arte di Tintoretto, fanno pandan con una strategia commerciale aggressiva, un'irrefrenabile ambizione personale e la costante competizione con Tiziano e Veronese. Questa competizione viene letta come uno scontro tra due star affermate e radicate nell'establishment rappresentato dall'aristocrazia veneziana, da una parte, quindi Tiziano e Veronese, e dall'altra un outsider della working class che lavora principalmente per le scuole e i cittadini, e su questa falsariga la carriera di Tintoretto viene sistematicamente e nella sua interezza letta come un deliberato e uniforme sforzo di surclassare gli avversari, a cui fa riscontro l'idea che la sua pratica pittorica si regga su una calcolata ricerca e applicazione di uno standard di perfezione incarnato dalla combinazione del disegno di Michelangelo e colorito di Tiziano, e si vede il famoso motto che secondo Ridolfi Tintoretto avrebbe apposto sulla sua porta di casa, appunto disegno di Michelangelo e colorito di Tiziano, ed è un'attestazione questa di Ridolfi che è stata presa invariabilmente alla lettera e non come un possibile topos letterario. Seguendo questa linea, l'arte di Tintoretto viene comunemente vista come una ideologica trasposizione di quel modello, più o meno in risposta o sotto la sollecitazione dei dibattiti teorici dell'epoca. E poi le note di Ridolfi sono così sulla tecnica di Tintoretto sono così influenti che in genere si preferisce integrarle con i risultati delle analisi tecniche piuttosto che metterle in discussione o non prenderle in considerazione. Per esempio, i sopralluoghi che Tintoretto avrebbe condotto per studiare l'ubicazione dei quadri, l'uso di maquette per creare scene e ambientazioni da raffigurare e per elaborare gli effetti di luce ed ombra, nonché i modellini in cera per studiare le posture delle figure e il ricorso a tecniche di scenografia teatrale per aumentare il pathos delle raffigurazioni. Come ho accennato sopra, i luoghi comuni non sono di per sé un problema, né le indicazioni di Ridolfi sono necessariamente false, per quanto per lo più aneddotiche e improntate a una forma letteraria, e soprattutto applicabili a molti altri pittori. Il problema, semmai, è la loro applicazione incondizionata a ogni situazione possibile e l'uso circolare che se ne fa. E spesso, infatti, questi luoghi comuni sulla tecnica di Tintoretto sono assunti come prove che, invece di essere attentamente vagliate,
sono utilizzate per confermare aspettative preconcette anche quando spiegazioni alternative sono possibili. John Marciari di recente ha scritto che in sostanza in quest'uso la prova segue il verdetto. La conseguenza più dannosa dell'uso acritico degli aneddoti ridolfiani consiste nel trattare l'estetica come derivazione meccanica dei metodi lavorativi, delle strategie di mercato o anche dell'ambizione professionale. Quando questo si combina con l'assunto che ogni opera di Tintoretto sia dettata da un programma predeterminato, personale, le possibilità di un'analisi diversificata del concetto di arte nell'arte di Tintoretto si riducono di molto. Si può dire un po' che Ridolfi abbia assunto il ruolo nella pittura veneziana che aveva fino a qualche decennio fa Vasari per la pittura fiorentina, quindi anche di indiscusso narratore, no? La proposta che io faccio in questo saggio, e qui ora, è uno spostamento di attenzione dalla rivalità personale alla sfida artistica e cercherò di spiegare cosa intendo per sfida artistica e come questo si allaccia al concetto di maniera che qui stiamo discutendo. Sostengo che questa incessante ricerca di soluzioni originali da parte di Tintoretto non fosse dettata da un modello di perfezione prescrittivo o da sentimenti di ostilità nei confronti di avversari in una gara per l'eccellenza, ma che scaturisse prima di tutto da un tentativo ambizioso di esercitare il pieno controllo sulla superficie pittorica e mettere alla prova la propria creatività a seconda delle circostanze. Cioè, quindi non avendo un modello unico e fisso, Michelangelo e Tiziano. Ritengo che malgrado la maniera artistica di Tintoretto rimanga unica, il suo approccio alla pittura trovi corrispondenza nel modo in cui la pratica pittorica veniva concettualizzata dai teorici del Cinquecento, dentro e fuori Venezia. Non intendo affermare che Tintoretto fosse direttamente coinvolto in questi dibattiti, malgrado non ci sia prova che escluda questa possibilità, e tuttavia credo che la teoria artistica coeva ci permetta di collocare i risultati artistici di Tintoretto in un contesto culturale più ampio, a un livello di comprensione più sofisticato di quanto non consenta una visione della sua impresa artistica come effetto di una determinazione a superare i suoi rivali e ottenere la supremazia all'interno della scena artistica veneziana. E infine mi propongo di dimostrare che i metodi operativi e il concetto artistico di Tintoretto corrispondono essenzialmente alle idee fondamentali su cui trattatisti e artisti del Cinquecento costruirono la loro percezione di una maniera moderna, i cui principi cardinali sono racchiusi in un nuovo interesse per la composizione pittorica. Ad ogni modo, quest'ultima composizione non va intesa come la ricerca di un singolo e invariabile modello da imitare. Al contrario, va di pari passo con il diffuso riconoscimento che molteplici stili sono possibili anche laddove si ambisce a raggiungere la perfezione ideale. A questo punto dovrei spiegare cosa intendo per competizione artistica, per sfida artistica anziché sfida personale. Qui mi sono appoggiato a concetti espressi da George Kuberle nel suo famoso libro Shape of Time, la forma del tempo, in cui parla di sfida artistica nel senso di ampliare il discorso estetico attraverso l'innovazione tecnica. C'è una catena di eventi che rappresenta la tradizione, quello che si trova, che viene dal passato, che l'artista avverte inconsapevolmente come lui la chiama vis a tergo, cioè una forza che viene dalle spalle, e che determina il campo d'azione dell'artista e fissa capacità e limiti con cui l'artista si misura, dove le regole del gioco sono dettate dalle condizioni in cui l'artista opera. Quindi il vero avversario dell'artista per Kubler è l'artista stesso, non qualcun altro. Perché la sfida artistica sta nell'elaborare nuovi metodi di problem solving, chiamiamolo così. Questo ci porta già alla perfetta maniera, perché la competizione artistica di cui ci ha parlato brillantemente Mattia Biffis implica l'elaborazione cioè implica il mirare all'eccellenza, a un grado di perfezione assoluta. E da un punto di vista dell'indagine storica ci sono due modi per affrontare questa ricerca della bella maniera, della perfetta maniera. Uno è attraverso una storia dello stile delineata per confronto tra artisti, identificando una rete di influenze reciproche che stabiliscono modelli estetico-stilistici, Michelangelo, Tiziano, e presuppone una strategia ideologica dell'artista, da parte dell'artista, e dà priorità all'imitazione e alla competizione a scapito dell'innovazione tecnica.
la questione della maniera e del manierismo a Venezia, e specialmente in relazione a Tintoretto, è stata affrontata in modo pressoché univoco in termini di geografia e influenze artistiche, cioè esattamente così, dove maniera e manierismo vengono per lo più usati interscambiabilmente per indicare un repertorio di forme elaborate in Italia centrale, specialmente in area tosco-romana, che gli artisti veneziani avrebbero assorbito ciascuno in misura diversa e secondo canali di trasmissione disparati, quasi sempre con la valenza di elemento che mette in crisi la tradizione locale. Il secondo modo di affrontare il problema della ricerca di una maniera perfetta è attraverso una ricerca nelle dinamiche della rappresentazione, dove lo stile risulta dall'esplorazione delle potenzialità dell'arte come prodotto di intenzione unificante, non come imitazione di un dato stile. Poi spiegherò meglio cos'è l'intenzione unificante a brevissimo. Quindi, sostanzialmente, l'equilibrio tra la maniera personale di fare le cose e i principi generali dell'arte costruiti sullo studio combinato di natura da una parte e arte antica e moderna dall'altra. Quello che Vasari dice nel poema della terza parte delle vite. Una licenza che, non essendo di regola, fosse ordinata nella regola. E qui, grazie per l'assist, di aver già spiegato chi era Robert Williams, mi sono appoggiato, devo dire, a quella che ritengo la migliore e più profonda comprensione dei testi, proprio dal punto di vista concettuale e verbale della teoria, ed è un po' strano che l'abbia fatto un anglofono, ma era un personaggio un po' particolare al di fuori dello schema che noi possiamo immaginare di un accademico americano. Ma la lettura di Robert Williams, secondo me, della teoria artistica italiana del Cinquecento è in assoluto la più completa e anche sinteticamente compulsata in questo libro, uscito nel 1997, che precede molto quello bellissimo, comunque, invece più corposo, su Raffaello. Allora, l'obiettivo dei teorici artistici, questa perfetta maniera, è fondamentalmente, dal punto di vista di Williams, la ricerca di una coerenza formale ottenuta esercitando pieno controllo su ogni aspetto dell'arte e padroneggiando diversi modi di rappresentazione, così che la varietà di forme che sia razionalizzata e soggetta a un principio di unità. L'obiettivo quindi è riprodurre nell'arte il principio di varietà nell'unità che esiste in natura, ma secondo le regole dell'arte. E si tratta di armonizzare io e ideale, soggettività individuale e oggettività delle leggi della natura, varietà dei particolari e unità degli universali, licenza della propria maniera e regola, ordine, rappresentazione e mondo. È quella che Williams chiama, quello che è necessario per raggiungere questo scopo, una superintendency of knowledge, che è un po' intraducibile in italiano, una specie di soprintendenza, supervisione, controllo totale della conoscenza, che implica il padroneggiare tutti i modi del sapere per adattare l'opera d'arte alla diversità del mondo e creare un tutto proporzionato. L'artista deve esercitare un controllo totale dello stile. È quello che si trova nel progetto delle vite di Vasari. Vasari non parla di un artista, ne parla di decine di artisti. La moltiplicazione degli stili, l'incremento della qualità media, questo è l'obiettivo di Vasari. Lasciamo perdere naturalmente il discorso fiorentino, eccetera. E all'interno di questo discorso superare i rivali attraverso l'acquisizione di uno stile perfetto in un modo che è peculiare di un dato artista. Questo è un obiettivo. Ma l'imitazione non viene messa in pratica per eseguire meglio quello che un altro sa fare, ma per imparare dagli altri gli standard di bellezza, chiamiamola così, che formano i parametri per la propria sfida, dove la sfida è raggiungere la miglior forma di espressione artistica che io, artista, sono in grado di fare. Questo dibattito sulle arti, come ha giustamente detto Mattia, si iscrive all'interno di una discussione sull'autoconsapevolezza e sulla professione dell'artista, dove l'imitazione non è solo scegliere un artista da imitare, ma stabilire il principio in base al quale fare una determinata scelta. E c'è un modello letterario di rivalità che va completamente scisso dalla concreta competizione fra gli artisti. Sono due rovesci della stessa medaglia, se vogliamo, ma non possiamo cadere nell'errore di giudicare le scelte, questo tipo di scelta di competizione artistica
in Tintoretto in base alle sue strategie di mercato che hanno obiettivi completamente diversi, che sono quelli di accaparrarsi una commissione. Ma chi giudica poi la bravura all'interno di questo schema? Certamente e non solamente avviene anzi sicuramente non avviene attraverso delle semplici dinamiche di mercato. Ci deve essere qualcosa di più e questo viene fuori nel 500 proprio perché esiste un discorso sulle arti. E per questo la scelta di modelli non può ridursi a fazioni, nemmeno in Vasari se lo leggete attentamente. Allora, il concetto che io ho prima indicato è quello di composizione. Williams non ne parla in realtà, ne parlo io. I teorici non chiariscono mai in che cosa consista e come si raggiunga questa perfezione ideale. Quello che ritengo è che il concetto di composizione riassuma le aspirazioni di questo formalismo teorico. Il termine composizione però necessita di un chiarimento. Quando è applicato alla pittura rinascimentale dagli storici dell'arte moderni, indica l'organizzazione di forme sulla superficie pittorica in relazione al fittizio spazio tridimensionale della rappresentazione, in cui le forme appaiono come oggetti. Poiché la loro distribuzione sottende la struttura mimetica o narrativa della rappresentazione, quando si parla di composizione in relazione alla pittura pre-contemporanea, che è sempre quindi mimetica nella sostanza, viene data priorità alla relazione tra la configurazione delle forme sulla superficie e il soggetto iconografico. Le forme sulla superficie pittorica descrivono oggetti, figure che creano una narrazione. Questo è come normalmente noi leggiamo, usiamo il termine di composizione e normalmente insomma la struttura compositiva e così via. Questo modo di intendere la composizione deriva in realtà dall'idea di composizione come configurazione di forme lineari e coloristiche su una superficie pittorica bidimensionale sviluppata dal modernismo e dal formalismo novecenteschi, dove la composizione è determinata da quella che Kandinsky chiamava una necessità interna, senza dipendere da alcuna funzione mimetica o narrativa. Però il termine composizione emerge solo occasionalmente nella teoria cinquecentesca e non ha una definizione precisa. Leon Battista Alberti parla di composizione e per lui è semplicemente il modo corretto di combinare le superfici degli oggetti proiettati sul piano pittorico all'intersezione con la piramide visiva, che viene dal nostro sguardo, così da formare membri coerenti, questa è una famosa frase che io ho un po' parafrasato, membri coerenti, e questi membri, che sono semplicemente delle forme, no? E formano corpi coerenti, cioè sono riconoscibili come, non so, un essere umano, un cavallo, che a loro volta formano storie coerenti perché interagiscono tra di loro. Quindi la composizione è parte del processo di creazione di una rappresentazione del mondo visibile su una superficie piatta che sia una rappresentazione geometricamente coerente, cioè una funzione della prospettiva lineare, che a sua volta trasforma la superficie in una rappresentazione razionale di oggetti che recedono in uno spazio fittizio. Nella teoria di Alberti, la configurazione della superficie pittorica è interamente sottomessa alla tridimensionalità fittizia dello spazio pittorico, facendo equivalere la superficie pittorica a una lastra di vetro trasparente, oltre la quale si proiettano le cose. Tuttavia, o meglio, dallo spazio fittizio si proiettano verso di noi e no, le vediamo stampate come su questa lastra di vetro. Tuttavia, anche se è solo con Poussin che nel 600 che la composizione viene pienamente discussa come l'organizzazione di corpi su superfici bidimensionali senza essere assorbita nella questione della prospettiva o della costruzione dei corpi, del corpo umano naturalmente, i problemi prospettici affrontati da Alberti e da altri implicano che essi erano consapevoli della costante tensione tra la configurazione bidimensionale, quello che abbiamo detto, no? Kandinsky, delle forme e la creazione di profondità spaziale illusionistica, al di là della superficie pittorica. E qui c'è il secondo assist di Mattia Biffis, cioè Paolo Pino. Paolo Pino usa il termine composizione e per lui è, questa cosa interessante, l'ultima di 4 parti che compongono il disegno e che include le altre 3. Le altre 3 sono giudizio, circumscrizione e pratica. Il giudizio è l'idea, la circumscrizione è la delineatio, cioè i contorni, quando disegno, la pratica
E la pratica è appunto mettere questo in pratica. Però poi c'è la composizione. Pino afferma che la corretta composizione consiste nella completa formazione delle superfici che sono parte dei membri e dei membri come parte del corpo, Alberti, e infine del corpo come integrità dell'opera, quindi non della storia, dell'integrità dell'opera. Quindi riprende Alberti, ma con un significativo slittamento dalla narrazione, quindi dal soggetto della rappresentazione, all'integrità del dipinto nel suo complesso come struttura formale. E più avanti precisa che la composizione dà la proporzione armonica al tutto, imita ciò che è appropriato, come per esempio un vecchio, un giovane, un ragazzo, una donna, un cavallo e altre specie, in modo che una non assomigli all'altra. Quindi il punto centrale non è più la coerenza narrativa, l'interazione per sé, l'interazione fra le figure, ma semmai la varietà del mondo ridotta a unità della rappresentazione attraverso le proporzioni armoniche del corpo. Il corpo in questo caso è l'opera, all'interno della quale le proporzioni tra gli oggetti sono tenute attraverso un buon disegno. Quindi il punto non è più necessariamente neanche la prospettiva, il punto non è più neanche necessariamente la storia. Naturalmente Pino è molto meno sofisticato di Alberti e risponde piuttosto alle necessità concrete di chi pratica la pittura, dove metto le cose, come creo una rappresentazione. E c'è il filtro della nozione di disegno sviluppata nel Cinquecento, dove il disegno non è più solamente uno strumento epistemologico, come era per Leonardo, per investigare la natura e assimilarne le leggi, ma è uno strumento di intelligenza visiva che mira all'unità complessiva della rappresentazione. Qui vi risparmio le citazioni da Vasari, però è esattamente quello che poi sviluppa Vasari, cioè il disegno è una forma di controllo che certamente permette all'idea dell'artista di manifestarsi e nella sua composizione, per l'appunto, crea un'unità all'interno della rappresentazione. Ed è interessante che, tornando a Paolo Pino, nel suo trattato, la pittura, che quindi è concepita come finzione alla stessa stregua della poesia, non come imitazione della natura in maniera diretta. Pino si concentra su come fare un bel quadro, non su come rappresentare una storia. È interessante vedere come la composizione governi ogni aspetto della pittura. Ad esempio, il chiaroscuro è parte della composizione. Voi direste come mai? Perché la composizione non è quella che intendiamo noi, a mettere il cavallo a destra, l'architettura a sinistra, sulla superficie. È usare la superficie in modo tale da creare un qualcosa che in ogni suo aspetto della pittura, che è il chiaroscuro, i volumi, la prospettiva e così via, crea una finzione. E quindi il chiaroscuro è subordinato al disegno perché le relazioni tra luce e ombra, chiaroscuro, unificano gli oggetti all'interno della rappresentazione. Anche il colorito è descritto non in termini di proprietà di colori, ma della loro composizione. E qui anche Vasari, ecco, tutto questo porta a una consapevolezza nella relazione tra composizione bidimensionale e tridimensionale, questo è un po' il punto. È quello su cui metto l'enfasi anche appunto in questo saggio, non questo, naturalmente. Che è sparsa occasionalmente nella teoria dell'epoca, però per esempio si trova in Vasari. In uno dei capitoli dell'introduzione alle vite, capitolo 15 in cui parla del disegno, dice che la pittura è, no, non in quello che parla del disegno, più avanti, la pittura è un piano, no, non è lo stesso, la pittura è un piano coperto di campi di colori in superficie, o di tavola, o di muro, o di tela, intorno ai lineamenti, cioè ai contorni, i quali per virtù di un buon disegno, di linee girate, circondano la figura. La circumscrizione di Paolo Pino. Quindi il lavoro del pittore consiste in organizzare il piano pittorico in modo che aree chiare e scure, così come vuoti e pieni, siano bilanciati. E usa il termine qui collocazione, dice che questo è necessario collocare, il disegno aiuta a collocare le cose. Quindi sta parlando esattamente di come collocare le cose sulla superficie in modo che abbiano senso poi come oggetti tridimensionali. Cioè è andato oltre Alberti, non c'è più bisogno, non basta più la prospettiva.
bisogna saper utilizzare tutte le altre cose. Era quello che appunto Vasari e anche altri, soprattutto Vasari, critica nei pittori quella che lui chiama la seconda maniera, o non sono ancora abbastanza maturi, non riescono a sganciarsi da questa definizione dello spazio in maniera puramente prospettica. Quindi ogni elemento nella raffigurazione di un corpo, i contorni, la luce tra un oggetto e l'altro, tra un corpo e l'altro, la luce che colpisce quell'oggetto, i colori come variano, che sono stesi dall'artista sulla superficie, sono quelli che determinano la finzione, che funziona. Vi risparmio gli altri teorici, ma basterebbe l'Omazzo che mette all'interno del suo tempio della pittura in alto la cupola è la composizione, la lanterna sopra la cupola, in questa metafora architettonica, è la forma. Quindi quello che si può dire è che i teorici del Rinascimento avviano una riflessione sui problemi fondamentali delle arti visive, che appunto come dare l'illusione di una realtà attraverso forme che possono essere viste da un osservatore come oggetti plausibili, e se nel 400, quando l'attenzione è focalizzata sulla creazione di regole per uno spazio pittorico coerente, portano allo scoperto l'intrinseca tensione fra profondità di questo spazio e la superficie del piano pittorico, dando così inizio al discorso teorico che si rivolge all'opera d'arte come oggetto, poi in seguito questa necessità viene perdendosi e i termini della discussione si spostano verso una maggiore attenzione su quello che è la coesistenza tra configurazione sulla superficie, configurazione strutturale e rappresentazione, la finzione che noi percepiamo come un oggetto, come un mondo credibile. Dopo avervi torturato con queste cose teoriche, finalmente possiamo parlare di Tintoretto. Perché sono, come cercherò di dimostrare, sono convinto che l'arte di Tintoretto incarni, metta in opera e contribuisca a portare avanti il nuovo approccio alla pittura sviluppato da Pino e altri scrittori, a prescindere dal fatto che aderisse o sostenesse qualcuna di queste teorie. È semplicemente come sta cambiando il fare pittura. Il concetto di composizione di cui sto parlando, in sostanza, è il concetto di riunione e integrazione, l'Omazzo avrebbe chiamato collegamento e abbracciamento, di tutte le parti della pittura all'interno di un'opera d'arte, quella che Williams chiama la superintendency of art. Quindi dove ci sono i vari elementi che compongono la pittura e vengono tutti tenuti sotto controllo dall'artista. Ed è qui che ci agganciamo, quindi il discorso sulla maniera rimane sullo sfondo perché, come avrete capito, non uso il termine manierismo di proposito perché sono uno di quelli che crede che non esista e credo che sia stato anche ampiamente dimostrato, però è utile parlare di maniera, se vogliamo farlo, proprio in questo modo qua, e credo che il termine maniera qui sia illuminante. Credo almeno, e spero di aver messo intanto le basi per capire perché. Allora, già David Rosand aveva messo l'accento sulla tensione tra piano pittorico e piano spaziale in Tintoretto, affermando che Tintoretto parte da lì per stabilire un nuovo ordine pittorico che trascende le aspettative di un mero naturalismo, cioè rappresentazione del mondo diciamo coerente e credibile, persuasiva. Quello che, partendo da, Rosand ha scritto, credo appunto, delle frasi penetranti sulla tecnica di Tintoretto. Io ho elaborato un po' questi concetti e il punto d'arrivo è il prendere coscienza del fatto che nelle opere, almeno dagli anni 40, fino agli anni 40, quando la tecnica di Tintoretto si stabilizza, ci sia un concomitante proporzionamento dei principali elementi strutturali della rappresentazione pittorica, spazio, prospettiva, luce, colore, volume, figure, di modo che tutti insieme contribuiscono a strutturare la rappresentazione senza che uno abbia la precedenza sugli altri, al punto che se uno solo di questi fattori costitutivi venisse rimosso, gli altri perderebbero senso nell'economia della costruzione del dipinto, inteso tanto come configurazione quanto come rappresentazione. Mi concentro solo su questo dipinto, il Miracolo di San Marco, dipinto nel 1548 per la Scuola Grande di San Marco, che è uno spartiacque nella carriera di Tintoretto,
che è un quadro ambizioso e che nel quale si può legittimamente vedere una sfida ai pittori veneziani. Mi sta benissimo. Anche la ricerca di un riconoscimento pubblico, mi sta benissimo, ma non mi spiega perché il quadro è fatto così. E questo si chiama formalismo. Perché i pittori lavorano con le forme. Partiamo dalla prospettiva. Allora, la prospettiva, in realtà il quadro, credo che quello che dico di questo quadro si applichi a una grandissima quantità di dipinti di Tintoretto, e non però invariabilmente, chiaro, cioè non possiamo prendere un paradigma e applicarlo. Però c'è una costanza e una coerenza da un certo momento in avanti nel modo in cui questi elementi strutturali della pittura vengono trattati da Tintoretto. Prospettiva. Allora, la prospettiva in questo dipinto apparentemente è molto prospettico, no? C'è un punto di fuga, c'è un'architettura, però la prospettiva, a guardare bene, non comanda la composizione nel senso che usiamo noi, no? Qui non so quale altro termine usare. Ed è stata, perché in generale, comunque in Tintoretto, l'uso della prospettiva è intuitivo piuttosto che razionale e scientifico. In genere è funzionale all'articolazione del racconto, e questo per esempio avviene mettendo il punto di fuga vicino alla mano di San Marco, però quello che si legge sempre, il punto di fuga sta nella mano di San Marco. Non direi che sta attorno alla mano di San Marco. Ci sono un sacco di linee ortogonali che non sono coerenti tra di loro. Questo Tintoretto non è l'unico a farlo, però questo è il tipo di prospettiva che noi abbiamo in Tintoretto. E questo uso della prospettiva si combina con un'architettura che è frammentaria e che non serve da sfondo monumentale e coerente, e bensì articola movimenti e crea scusate, ho perso il segno. Articola movimenti e crea moti spaziali in profondità, collegando corpi senza attenzione alla tettonica della struttura. Le architetture sono state definite anche da altri studiosi, come Roland Krischel, dei gusci spaziali per figure che agiscono tridimensionalmente, senza illusionismo spaziale e irrealizzabili, irrazionali. O come l'ha definito Guidarelli, lo spazio in Tintoretto è uno spazio di energia in movimento e movimento. Lo spazio architettonico è un elemento meramente pittorico contenuto in un'immagine delimitata che perde senso quando trasformato in spazio reale. Questo spazio, se noi lo rendiamo reale o razionale, perde completamente senso rispetto alla struttura narrativa, cioè uno spazio che è costruito esclusivamente in funzione di quello che sta dentro il dipinto, non della realtà che si presuppone che il dipinto raffiguri. Questo è il concetto fondamentale. Se lui avesse voluto raffigurare tutto lo spazio razionale così com'è, le figure sarebbero state tutte schiacciate, decentrate in quel pergolo a sinistra. Naturalmente nel dipinto stanno al centro. Perché? Perché lo spazio che Tintoretto ha costruito è uno spazio puramente scenico, anche se qui si aprirebbe il discorso teatrale che non tocco, ma che andrebbe completamente rivisto. Comunque uno spazio scenico che sta in piedi solo ed esclusivamente come spazio pittorico. Parliamo dei corpi. I corpi sono sovraimposti alla griglia architettonica, creano assi visivi che non sono allineati alle ortogonali prospetti, che hanno funzione vettoriale che risponde a una logica narrativa piuttosto che razionale, di nuovo. Gli assi soppiantano la struttura prospettica e risignificano lo spazio, creando connessioni alternative. Per esempio, la lista bianca, questo è stato notato da altri, che porta verso il fondo, ci fa intendere che c'è una continuità spaziale, ma di fatto questa viene completamente contraddetta dalla posizione obliqua del corpo del miracolato, dello schiavo, messo diagonalmente, e la cui funzione è quella di colmare due piani spaziali in cui si trovano due dei suoi carnefici. In più, il primo piano che noi vediamo così vicino a noi, noi non vediamo il punto di, questo è tipico di Tintoretto, il punto di giunzione con lo sfondo. C'è un improvviso, non vediamo il recedere delle ortogonali. È puramente suggerito dal primo piano e da quella lista bianca. Il resto praticamente non lo si vede. E quello che invece ci permette di distinguere fortemente il primo piano dallo sfondo è lo stacco, il contrasto di luce, ed è solo in questi termini che viene
che viene concepito, diciamo, lo spazio prospettico. Se vogliamo vedere anche come sono disposte le figure, questi spettatori che sono sulla sinistra al centro creano una curva che attraversa svariati piani spaziali e visto da molto vicino e al di fuori dell'intera struttura spaziale si vede bene che avanzano e arretrano rispetto a una lama di luce radente che stabilisce un piano spaziale che è invisibile perché non ancorato al terreno ed è invece ancorato al piano pittorico, perché coincide con la superficie pittorica. E poi ci sono queste lumeggiature date con colpi veloci, multidirezionali, che modellano le figure quasi scavando le forme dal piano spaziale e portandole sulla superficie pittorica, per esempio attraverso l'uso di velature in zone d'ombra. Ed è quello che Rosendo osservava, che Tintoretto dipinge con lunghe pennellate che distribuiscono il pigmento con energia direzionata, in modo che nel colorare il pennello disegna. E qui entriamo nel discorso del chiaroscuro, che non è modulato secondo la logica uniforme di uno schema luministico razionalizzato a cui tutte le figure rispondono proporzionatamente a seconda della loro posizione in una griglia prospettica. Risulta invece il chiaroscuro, lo schema del chiaroscuro, dalla somma delle interazioni locali dei corpi con la luce che colpisce ciascuno di loro in modo diverso in relazione ai loro movimenti attraverso i piani spaziali. L'alternanza di macchie e luce, di luce e ombre che cadono obliquamente sui piani spaziali mette in evidenza la torsione delle singole parti dei corpi, pertanto non solo dà loro rilievo e chiarisce la meccanica dei loro movimenti, ma li articola attraverso i piani come oggetti spaziali, in modo da aumentarne la profondità. Trovate figure che iniziano in un piano spaziale e finiscono in un altro piano spaziale perché sono illuminati con patches proprio, con macchie di luce, che sono slegate tra loro in una logica naturalistica, se vogliamo chiamarla così, e che è per questo completamente diversa dal chiaroscuro atmosferico di un Leonardo. Quindi le figure emergono e si risolvono nell'ombra senza cambiamenti percettibili nella qualità della luce e a prescindere dalla diminuzione prospettica, e a questo contribuisce il fatto che le fonti di luce sono spesso collocate nello sfondo e hanno quasi sempre la stessa intensità di quelle in primo piano, si vede alle nozze di Cana. In molti casi il chiaroscuro colma le distanze improvvise che si formano tra piani spaziali, collocando pozze di luce nello sfondo vicino a zone d'ombra in primo piano. Le figure, per esempio, attorno alla tavola nelle nozze di Cana per i crociferi, adesso alla salute. Quindi la relazione atmosferica tra gli oggetti è completamente sacrificata in favore della chiarezza visiva e allo stesso modo le luci radenti distribuite selettivamente attraverso i piani spaziali usano il chiaroscuro per ottenere plasticità senza perdere la leggibilità dei corpi. Il punto fondamentale è proprio questo, perché le parti in ombra sono poi, lo vedete bene qua, le parti in ombra di un corpo sono bilanciate dalle lumeggiature, come si vede nel braccio destro del nobile di Provenza, qui, e in quello dell'uomo armato subito sotto di lui, mentre le aree in piena luce hanno spesso contorni in ombra come le braccia del carnefice che mostra il martello rotto. Quindi il ruolo del chiaroscuro nella pittura di Tintoretto va ben al di là della sua tipica funzione mimetica di modellare le forme in uno spazio virtuale, ed è invece in accordo con le strategie di Tintoretto rispetto alla, chiamiamola con un termine inglese perché non so come tradurlo, site specificity, cioè l'appropriatezza rispetto a un luogo ben specifico. Qui si deve considerare che il dipinto si trovava tra due finestre, quindi due fonti di luce, ed è stato notato che appunto questa forte esplosione di luce, soprattutto al centro con la figura di San Marco, ha l'effetto un po' di controbilanciare, ma nello stesso tempo c'era una fila di finestre sulla destra che sono effettivamente la sorgente di luce che proviene da destra nell'immagine. Solo che, qui torniamo a Ridolfi, no? Il Tintoretto andava a verificare il sito. Intanto non era l'unico pittore a farlo, e anzi probabilmente erano più quelli che lo facevano e quelli che non lo facevano, ma poi la frase di Ridolfi induce a credere che lo facesse con lo scopo di creare continuità illusionistica, mentre invece è proprio il contrario. Cioè quello che conta in Tintoretto non è la continuità con lo spazio che sta al di fuori, è la leggibilità rispetto allo spazio che sta al di fuori. Sono a 40 minuti, ma ho l'ultima pagina.
Mi restano? Fantastico, ottimo. Penso che saranno anche meno. Allora, l'analisi che ho fatto mette in risalto un concetto di pittura che sfrutta i valori di superficie sia per la loro qualità strutturale, al fine di articolare lo spazio pittorico, sia per la loro funzione organizzativa, al fine di tenere insieme l'integrità del piano pittorico. L'unità compositiva che colma la tensione tra profondità e superficie, rappresentazione e configurazione, è il corpo umano, in continuità con l'attenzione e verrebbe da dire l'ossessione dei pittori e trattatisti del Cinquecento nei confronti della raffigurazione della figura umana, cui, come ben sappiamo, non sfuggì nemmeno Tintoretto, bastino naturalmente i 1000 disegni in cui studia l'articolazione del corpo umano. Molti altri artisti, tra cui Tiziano, miravano ad accrescere la fisicità e la presenza realistica delle figure, dando loro rilievo e volume per ottenere una certa qualità scultorea e precisione anatomica, per comunicare movimento e potere espressivo, potenza espressiva. Ma sebbene queste qualità si trovino anche nelle figure di Tintoretto in certa misura, l'enfasi viene posta sulle sequenze di azioni compiute da vari personaggi in relazione l'uno con l'altro, piuttosto che sull'individualità delle espressioni gestuali e facciali. I contorni delle figure scorrono ritmicamente sulla superficie pittorica mentre si muovono attraverso lo spazio. E qui, sfruttando i suoi studi su Michelangelo, Tintoretto trasforma i corpi umani in connettori di piani spaziali. Molte delle sue composizioni, nel senso che usiamo noi, includono una figura di scorcio in ciascuno degli angoli in primo piano, inclinata verso il centro della rappresentazione, mentre queste figure catturano la nostra attenzione e ancorano la visione alla porzione di spazio pittorico più vicina a noi, in modo da stabilizzare il piano della superficie pittorica, esse hanno anche la funzione di guidare il nostro sguardo verso lo spazio mediano dell'immagine. E quindi attraverso questi e anche altri congegni visivi, i corpi aumentano la profondità in maniera anche più efficace di quanto non facciano le architetture e diventano l'unità di misura della raffigurazione. E qui lo spazio è ottenuto praticamente senza l'architettura. L'architettura è un buio che viene illuminato qua e là per dare la profondità, da un chiaroscuro che non ha alcuna coerenza se non quella narrativa, quella pittorica, anzi, verrebbe da dire. L'attenzione però è sulle posture, i movimenti dei corpi, piuttosto che sull'anatomia e le proporzioni. E dal momento in cui sono abbozzati questo lo sappiamo proprio per lo studio della tecnica di Tintoretto, che negli ultimi anni è stata abbondantemente analizzata. Dal momento in cui sono abbozzati sulla tela e attraverso il processo creativo, i corpi sono definiti come oggetti spaziali impregnati di luce. Prima sono tracciati con un medium nero o bianco a seconda della loro esposizione alla luce e messi in relazione con fondi colorati che facilitano i contrasti tra luce e ombra, in modo da diventare parte integrante dello schema chiaroscurale, che viene completato poi distribuendo luce e ombra con il pennello, con il lavoro del pennello. Il disegno quindi produce la forma attraverso lo spazio, la luce e l'ombra a livello di preparazione ed è poi completato con queste pennellate vibranti che sono caratteristiche. E in questo modo il flusso serpeggiante e continuo delle linee sulla superficie pittorica può essere apprezzato come valore autonomo senza perdere il senso della tridimensionalità dei corpi. È il caso di tutte quelle figure femminili sul lato destro della tavola che io ho potuto vedere durante il restauro, con le analisi che sono state fatte. È un disegno continuo e poi che è sull'identico piano spaziale. Naturalmente c'è la diminuzione prospettica proporzionale, ma fino a quando tutti gli altri elementi, la luce, lo spazio, la prospettiva, il volume, quando tutti insieme convergono, danno il senso della visione, altrimenti non funzionano. Quindi i corpi, e qui concludo, sono il fulcro di un movimento ininterrotto e senza posa attraverso la tela, condotto dalla mano con un'energia senza precedenti che ci appare come l'impronta di una autodeterminazione stilistica. Un secolo fa questa caratteristica induceva Max Dvořák a fare di Tintoretto il campione di un'idea di manierismo modellata sull'estetica dell'espressionismo tedesco, novecentesco. Quello che propongo qui è che questa espressività del gesto artistico trovi le sue radici nell'elaborazione cinquecentesca di un concetto di pittura come sistema
che possiede una sua logica, le sue leggi, e queste sono sviluppate in relazione allo spettatore. 46,05. Mi hai battuto. Allora, grazie mille Giorgio, ci sarà tanto da chiacchierare. Io lascerei subito la parola al pubblico che immagino abbia diverse curiosità, domande o commenti da condividere insieme. Non perdiamo minuti preziosi perché alle 7:15 ci cacciano, quindi non abbiamo moltissimo tempo. Ma posso rompere il ghiaccio? Certo. In realtà non voglio sottrarre tempo prezioso, quindi se ci sono altre domande intervenite pure su di me, sopra di me. È una osservazione che in realtà va oltre probabilmente quelle che sono le finalità più specifiche del tuo intervento, però mi chiedevo se parlare di manierismo in realtà significa cercare di alzare lo sguardo e fare una sorta di mappatura di una terra incognita, oppure di una terra che conosciamo così bene fino al punto di aver perso le coordinate del suo sviluppo, della sua esistenza. E un'osservazione proprio in generale, andando oltre lo specifico del tuo intervento. Non è effettivamente più si guarda nello specifico, più si guarda nello specifico le opere, gli autori, gli individui, più effettivamente da questo punto di vista sì, parlare di una maniera diventa assolutamente superfluo. È così un'osservazione su cui magari ti chiedo se hai un commento da fare. Sì, grazie. Che sia una questione più di metodo generale, diciamo. Allora, sì, da una parte c'è... Mi sentite? Sì. Okay. Da una parte c'è la necessità di andare in profondità, se vuoi la microstoria, poi dall'altra parte c'è sempre bisogno di una macrostoria per dipingere, un po' collocare le cose. Se non altro una cosa però, quindi si può anche dire che il manierismo a suo modo ha senso come categoria in questo senso, in questa accezione, e faccio l'esempio di John Sherman, il quale ha semplificato tutto, anche troppo, e ha avuto però un merito che è quello di aver eliminato, diciamo, di aver gettato uno sguardo complessivo sullo sviluppo della pittura europea e non più soltanto italiana dopo una certa data. Quindi in questo modo, diciamo, da questo punto di vista, la categoria manierismo potrebbe anche funzionare. Il problema è che non funziona proprio con Sherman, proprio sulla cosa su cui lui ha retto tutta la sua teoria, cioè l'interpretazione del termine maniera. Come sappiamo, dopo di lui sono venuti studi, Walter Melion per il Nord, Philip Sohm, altri, che hanno studiato cos'è il termine maniera, in che accezione viene fuori, e smonta completamente tutta la teoria di Sherman. E quindi sì, bisogna andare a cercare, il punto fondamentale è che in quello che ho detto c'è un po' dell'uno, un po' dell'altro. C'è un'idea di una teoria cinquecentesca che avanza in parallelo a nord e sud della penisola, perché l'Omazzo non è certo avvicinabile per ambienti e frequentazioni a Vasari o ad Armenini. Però c'è un avanzamento coerente nella penisola italiana che riguarda la professione dell'artista, come hai messo in rilievo tu, la riflessione sul fare arte, sul fare pittura, e c'è un orgoglio pazzesco in questo, dietro a questo, e un'ostentazione anche teorica. Tu hai parlato di quella pratica, poi c'è anche quella teorica. D'altra parte però, quando noi leggiamo ancora oggi nei manuali o in qualsiasi altra cosa, la bella maniera, la perfetta maniera è per Vasari, bla bla. Ci sono 1000 Vasari, se vogliamo, e anche all'interno di Vasari ci sono 1000 maniere. La maniera non è quello, quindi il problema è che questo vecchio fantasma, questo vecchio relitto del termine maniera, ce lo portiamo dietro, ed è quello che purtroppo alimenta l'uso del termine manierismo. E questo è il grosso problema, cioè la maniera, non esiste la maniera, perché la maniera è semplicemente la maniera di fare le cose. È in questo modo che lo utilizzano. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però effettivamente... Sì, era una questione, diciamo, di
di metodo veramente generale, è una sorta di contraddizione da cui non riusciamo a sfuggire. Dobbiamo definire un momento, un fenomeno, ma per definirlo dobbiamo alzarci in volo sopra di esso, e però più ci alziamo in volo, più perdiamo di vista l'effettiva... E quello che dici si applica a un artista solo, pensa... Cioè Tintoretto è schiavo, è abbozzolato in queste categorie, soprattutto appunto il mondo anglosassone, ma non solo, perché poi le mostre viaggiano e vengono anche in Italia, e poi comunque il termine manierismo viene utilizzato così senza rifletterci in riferimento a Tintoretto. Sì, io ringrazio entrambi, mi scuso con Mattia Bifis, non venivo dal Molise ma da San Basilio. Sembra che io ce l'abbia col Molise. No, amici molisani, Molise prima, però è stato, dove... attraversare il Caigo è stato come passare per il Molise più o meno, insomma poi ci sono arrivato, però anche grazie a una frittella del nonno Colussi che mi ha dato e quindi ho aggiunto altri 5 minuti e mi scuso perché se ho perso la prima parte, ma è una macchina qui a Ca' Foscari, abbiamo le lezioni una dopo l'altra e queste sono occasioni molto preziose, quindi ringrazio entrambi e magari sentirò la prima parte, ecco. E invece avevo una domanda per Giorgio, che ringrazio anche per la parte teorica che ho seguito con la mia stanchezza molisana, ma alcune cose molto mi sono piaciute, e anche la riflessione su Paolo Pino, e allora mi sono andato subito a scaricare il tuo testo, e grazie, ora si può fare così, una volta non so come facevano a fare le domande, dovevi avere molto più. E tutta la tua definizione anche è veramente interessante, questo pezzo iniziale del dialogo di pittura di Paolo Pino che hai sottoposto alla nostra. E allora ti faccio una domanda come studioso di grafica, naturalmente ognuno poi fa le domande sotto il suo punto di vista, perdonami per questo. Però, d'altronde tu l'hai fatta come storico la volta scorsa, quindi mi sento... davvero? In Molise è una situazione... Se poi ci sono dei molisani qui, se ce lo dicono, sarebbe... Allora, a un certo punto... Allora, quando dice lui, no, a un certo punto... Il pezzo, no, lo leggo, saper le invenzioni come in carte tinte con lapis nero e bianca, toccar d'acquatice, tratteggiar di penna, ma lo chiaro e scuro, il più presto e più utile modo è il migliore, perché si può ben unire il tutto e dar più mezze tinte e più chiare. A me sembra veramente è un pezzo bellissimo, okay? E mi domando, ma questo riferimento al termine chiaro e scuro, no? Che poi Vasari lo usa in un termine perché passa dai monocromi di Andrea del Sarto come chiaro-scuro, poi significativamente nella vita di Marcantonio passa proprio a Ugo da Carpi con il chiaro-scuro. Quando parla di queste tinte e di dar più tinte, mezze tinte più chiare, non è che può esserci anche un discorso, una riflessione proprio sulla tecnica del chiaro-scuro, con una tecnica nata in area nordica, in area veneziana, insomma, di cui Ugo, e come anche vicinanza, anche il livello, cioè del chiaroscuro pittorico e del chiaroscuro incisorio, insomma, che sono due termini che forse è qualcosa che tolgono l'incisione dalla monocromo e la fanno diventare qualcosa, insomma, di colorato. Non so se hai riflettuto su questo argomento. Sì, non ho riflettuto su questo perché comunque anche, sì, Pino l'ho letto diversi anni fa con obiettivi diversi, poi ne ho riletto dei pezzi che mi servivano, e assolutamente possibile. Anzi, no, ti ringrazio e non devi giustificarti, perché è proprio il bello è quello che ognuno parla, cioè, fa la domanda sul suo campo, così io che non sono un esperto di grafica invece no, lo trovo estremamente interessante, e mi viene solo in mente questo, che in realtà anche Vasari usa gli stessi termini chiari, scuri, riferendosi alla costruzione. Il passo che dicevo prima poi parla esattamente di questo, cioè saper usare i chiari e gli scuri per fare in modo che non solo la figura emerga in rilievo, ma anche che la figura sia separata dai corpi che stanno attorno, e forse va... Sì, è nella tecnica, sì. È nella tecnica della costruzione, cioè un pittore parte da lì, parte da questo. Pino però appunto ha un approccio molto più pragmatico, se vuoi, però il suo aspetto teorico è stato notoriamente
sottostimato da un famoso. Sì, sì. Sì, sì. No, 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 no. Anche fin dall'inizio degli autori che lui cita nella prima pagina, cita insomma il numero dell'Alberti, suo storico di... Sì, infatti. Sì, sì. Grazie. No, una domanda davvero poco interessante la mia, ma volevo chiedere al professor Biffis il ruolo di Luigi Coletti nella storia di quest'idea del manierismo, se un ruolo ha giocato e insomma cosa ha previsto, cosa ha rielaborato genealogicamente, eccetera. Grazie. Sì, è una domanda in realtà, bisogna sempre attingere alle fonti per capire un fenomeno, per capire cosa succede dopo. Coletti è una figura molto interessante, un storico dell'arte atipico, di formazione era un giurista, ha studiato all'Università di Siena legge, probabilmente perché ha dovuto studiare prima quando ancora in Italia non era possibile frequentare una scuola di specializzazione, è successo solo dopo a Roma con Venturi, e è uno storico di formazione ipercrociana che inizia a lavorare prevalentemente sulla pittura senese del Medioevo. I suoi volumi sui primitivi senesi sono fondamentali. A un certo punto inizia a frequentare molto più assiduamente la bibliografia e la storia della pittura veneziana e veneta del Cinquecento, anche in ragione del fatto che era nato e vissuto qui vicino a Treviso. E il suo saggio è quasi una specie di fulmine a ciel sereno sotto certi aspetti. Non è annunciato da lavori più consistenti sul concetto di svolta manieristica. In un certo senso la fortuna di quel saggio è legata più che altro all'uso che ne fece Rodolfo Pallucchini negli anni successivi. In quegli stessi anni poi Pallucchini stava lavorando assiduamente a quello che è uno dei suoi libri più importanti sulla giovinezza di Tintoretto, e proprio nell'introduzione di quel libro spende parole molto gratificanti nei confronti di Luigi Coletti. È un libro che cioè, l'articolo di Coletti è molto segnato dall'applicazione della proprietà commutativa. Cercato, diciamo che ha preso di peso, conosceva il tedesco, ha preso di peso quello che andavano scrivendo a Vienna in quegli anni i suoi colleghi storici dell'arte, Dvorak, che è stato citato prima, e l'ha applicato, questa sorta di storia dello spirito, Geistgeschichte, l'ha applicata tout court all'ambiente veneziano, e aveva bisogno di trovare una crisi, perché naturalmente per Firenze e Roma avevano gioco facile i suoi colleghi austriaci, perché a Roma c'è stato il Sacco, che un po' funge da spartiacque, e per Firenze c'è stata la peste e il ritorno dei Medici nel 1530. Quindi altri momenti storici che in qualche maniera segnano un passaggio. Per Venezia non c'è nulla di tutto questo, la peste c'era già stata nel 1510 e non era successo nulla di clamoroso, e per quanto riguarda invece i Medici c'erano molti fuoriusciti fiorentini, ma da soli non bastavano per creare una rivoluzione, e quindi andò in qualche modo, cercò di sviluppare in termini psicologisti molto quest'idea di crisi spirituale di Tiziano, su cui bene o male credo che in pochi veramente oggi, non lo so, io naturalmente non ho ancora, non voglio avventurarmi su territori
scivolosi. Comunque penso che sia una tesi che sempre meno oggi tenderebbero a sottoscrivere. Così, non so se questa velocissima panoramica su Coletti può essere stata utile. Scriveva in un italiano estremamente fantasioso, doveva essere una persona molto simpatica. I suoi testi un po' restituiscono la misura di questo linguaggio, e oltretutto era di una famiglia con grandi esponenti, con alcuni esponenti della sua famiglia ebbero un importante ruolo durante il Risorgimento, e in qualche misura questo ebbe pure un peso nella sua formazione. Posso anche così? Ok. No, lo sguardo trevigiano-veneziano a Vienna è una ricorrente, perché ricordo che Molmenti tradusse Schlosser per un articolo bellissimo su Tommaso de Modena, però senza dichiarare la fonte. Comunque sì, questa lettura viennese ricorre. E no, Coletti è un crociano di ferro, sì. Certo. I musei civici poi hanno pagato questo suo indirizzo filosofico. Per i termini psicologici poi sarebbe, non so, anche fare fantastoria dell'arte e interessarsi a cosa avrebbe fatto Coletti del manierismo, non essendo crociano, ma ad esempio avendo letto Binswanger, Tre forme di esistenza mancata, che è un libro bellissimo. Queste sono fantasie, però i debiti filosofici degli storici dell'arte, che poi segnano le tappe della storia di un concetto, sono un'archeologia necessaria a qualsiasi discorso ed è bello sentire queste cose anche adesso, quindi grazie. Anzitutto complimenti a tutti e due i relatori, perché, e anche a Valentina, appunto, perché si sono organizzati in una assoluta validissima complementarità, che poi mi ha fatto particolarmente piacere, perché io negli ultimi, egoisticamente, insomma, negli ultimi mesi proprio mi sto dedicando allo studio della Sala della Marciana e ho preso in considerazione il grande assente, cioè Tintoretto. E devo dire che questo problema, appunto, io ho riflettuto, insomma, in via del tutto empirica, però è stato molto bello vedere questi due elementi, cioè Mattia ha presentato la Marciana e Giorgio il miracolo dello schiavo, che secondo me sono due momenti veramente l'uno opposto all'altro nella produzione contemporanea quasi, insomma. Perché? Perché Tintoretto è l'esponente, almeno secondo me, parlo un po' a braccio così, è l'esponente di un'avanguardia che viene dal basso, e invece il Salone della Marciana, che poi non è un salone ma è una loggia, cioè non dimentichiamo che è una loggia e c'è un progetto forte dietro che è quello di Sansovino. E quindi questo non è più solo pittura, no? Cioè è qualcosa in cui la città cambia la forma, cambia la dimensione, cambia il punto di vista della pittura, cioè dal basso verso l'alto, a un'altezza che è fortemente connotata dal progetto, ed è un momento in cui questa decorazione a Venezia subisce questo fortissimo impatto della presenza di Sansovino, che si accorda con Tiziano. E lì c'è un problema proprio di elite, di dominio, e la lettera di Aretino, famosa, insomma, in cui lui scrive, adesso non ricordo a chi, dicendo: in fondo io che c'entro col fatto che Tintoretto ha trattato male Tiziano, oppure se n'è andato via sbattendo la porta dal suo studio. Cioè questo è molto interessante per capire come ci si accorge che Tintoretto è un grande ed è un avanguardista e che è difficile da controllare. Questo è il problema.
È difficile controllare, poi, ecco, questa poi è una mia idea, di cui mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate. E cioè, perché è difficile da controllare? Perché questo si muove nel mondo del teatro, o meglio, nel mondo degli attori. Calmo, no? È un po' la riprova di questo. Quindi un mondo, diciamo, un demi-monde, per dire, un qualcosa che è molto lontano invece da chi decide di gestire questi grandi fondi per la costruzione, per esempio, e la decorazione della Marciana. Quindi, ecco, penso che sia su questo il dubbio. Pensiamo anche al fatto che il miracolo dello schiavo viene rifiutato a un certo punto, suscita scandalo. Perché? Beh, poi se lo tengono, però c'è un problema proprio di accettazione di questo personaggio e c'è un altro punto importante secondo me da notare, sempre su quello che può essere l'accezione della maniera a Venezia in questo momento. Cioè, secondo me Tintoretto non è assente dal Salone della Marciana, dove c'è tra l'altro questo programma iconografico così complesso e per tanti versi misterioso ancora. Cioè, secondo me non è che lui è fuori da quel cantiere perché Tiziano non lo vuole, perché ha litigato con lui. Questo è falso, secondo me, perché per esempio c'è il caso del Vittoria che aveva cercato di rubare gli incarichi a Sansovino, ma Sansovino quando capisce che lui ha quelle capacità lo riprende immediatamente dentro il cantiere. Cioè un Tiziano, un Sansovino non avrebbero allontanato un artista di cui sapevano le qualità, perché il progetto era complessivo e sarebbe andato a loro onore se tutto fosse andato al meglio. Tintoretto secondo me non viene accettato dentro il cantiere del salone, nel Salone della Marciana, perché non ha esperienza nella decorazione dei soffitti. Perché questo è la verità. Lui ha quell'altro tipo di esperienza che viene fuori, non so, dalla Sacra Conversazione Wildenstein, e poi l'Adultera di Dresda, e poi San Rocco, no? Cioè tutta una serie di dipinti di dimensione verticale che testimoniano questa sua enfasi nella ripresa di modelli anche di stampo michelangiolesco, ma l'idea di saper dipingere dal basso verso l'alto, questa lui non aveva delle esperienze. Io personalmente, poi questo la butto lì, su questi ottagoni di Modena io qualche dubbio ce l'ho, perché sono proprio brutti, ecco, in tanti versi. E non abbiamo una prova documentaria seria che siano effettivamente i Tintoretto. Cioè, io lo dico proprio perché questo è, come dicevi tu, un seminario. No, ma hai fatto benissimo, è proprio questo lo spirito con cui non volevo rubare, scusate la parola ai relatori, però abbiamo attribuito a Tintoretto cose ben peggiori che gli ottagoni di Modena. Perdonatemi, ma questa proprio non me la sono potuta tenere, anche a Tiziano, quindi voglio dire questo, se dovessimo metterci a fare la storia delle attribuzioni così discutibili, non finiamo più. Sì, veramente in maniera telegrafica, grazie mille Lorenzo. Sarei anche curioso di parlarne di più. Per quanto riguarda la presenza di Tintoretto, si tende comunque un po' a sottovalutare il fatto che Tintoretto in quegli anni lavora comunque per i procuratori, fa ritratti, fa un genere comunque che probabilmente per lui era più familiare, e poi fa i filosofi. Quindi in qualche modo è coinvolto sul fatto che sia escluso dal soffitto. Sì, probabilmente quello che hai detto te è un'ipotesi verosimile e la prendo in seria considerazione. Quindi penso che sia... Sono d'accordo e glosso solo aggiungere una cosa.
per come la vedo io, naturalmente ci sono gli episodi sicuramente di inimicizia personale tra gli artisti, ma io la percezione che ho, diciamo, che ho costruito negli anni, è che a livello invece di corpo professionale siano molto più coesi di quello che può sembrare, perché fa gioco a tutti invece. Uno, innalzare la qualità, questo viene fuori in pino, cioè è un discorso che è sotteso anche in quel passo che hai citato tu. Primo, innalzare la qualità, che significa tante cose, insomma, dal punto di vista professionale significa migliorare le cose. E poi sono anch'io convinto che c'è un fatto fondamentale. Noi abbiamo documenti, su Tintoretto ne abbiamo moltissimi, che ci permettono di ricostruire strategie commerciali. Ecco, Lotto è un caso, per esempio, le strategie commerciali di Lotto sono quelle di un artista che è tutto tranne che uno sprovveduto. Abbiamo confuso il fatto, no, di questa idea delle personalità poverino, col fatto che invece quando lui va a vendere alle aste o così via, è perché sa benissimo che li può vendere, cioè è nei meccanismi. Non possiamo pensare che questo infatti è quello che viene fuori, è quello che dici tu, non è che necessariamente il grande artista è però sul mercato ha lo stesso potere di mercato che ha adesso. Però per dire che invece quando parliamo di rivalità proprio, cioè di inimicizia personale, viene fuori solo ed esclusivamente dalla critica letteraria dell'epoca. Non c'è mai, anche le lettere di Aretino, che contengono, no, così, eco di cose di questo tipo, voglio dire, ma su questo devo dire ha scritto Porcaccioli un bellissimo contributo nel catalogo della mostra del 2018, quella dell'Accademia, okay? Dove chiarisce proprio, dice ma non c'è nessuna rivalità tra Tiziano e Tintoretto, e lo fa con i documenti, con le lettere di Aretino alla mano, e implicando Sansovino fra l'altro in mezzo. Quindi questa è una strada da seguire, secondo me, produttiva. Adesso continuiamo, se no... E quindi sì, secondo me è plausibile. Ma anche perché pretende un minimo di illusionismo spaziale, in qualche modo, no? È proprio la negazione di Tintoretto è quella. No, io non sono d'accordo. Scusate, faccio sempre quella che non è d'accordo, nel senso che ovviamente non ho mai studiato così approfonditamente il cantiere della Marciana da poter avere un'opinione, come dire, solida e costruita, però mi viene da dire innanzitutto un'osservazione generale, e cioè che non tutti possono dipingere tutto, e non soltanto per questioni di qualità formali, di appunto composizione, eccetera, eccetera. E poi mi viene anche da aggiungere che se devo immaginare, per quel che conosco Tintoretto, ma che ho studiato in altri contesti, ha una ragione per cui il suo coinvolgimento, al di là delle leggende metropolitane che poco ci interessano, nel soffitto della Marciana ponga un problema, e secondo me è la questione del dettato del programma iconografico stabilito fino alla fogliolina, all'ultima fogliolina dell'albero. Cioè io ho l'impressione che sia più una questione di, cioè un po' quello che dici tu rispetto appunto a questo avanguardismo, se vogliamo, no? Cioè Tintoretto è un pittore che si controlla con difficoltà, tanto più laddove bisogna costruire un'invenzione stabilita, diciamo, molto, molto a tavolino. Ti dimentichi le 4 allegorie dell'anticollegio, cioè quelle No, adesso naturalmente non... Quello è uno dei programmi più raffinati e impositivi che ci siano, dove lui... Sì, però adesso chiaramente non è che io voglia dire che l'unica ragione per cui certo. l'esclusione di Tintoretto è, però se devo pensare a questioni formali, esclusivamente a questioni formali, non credo che sia soltanto il modo di fare pittura di Tintoretto, la Penso che maniera. quello che tenesse lui non fosse il modo, ma la specializzazione, cioè un fatto proprio tecnico, credo, no? Sì, no, la questione dei soffitti, però insomma Tintoretto si mostrerà in realtà pittore abilissimo di soffitti, quindi
Beh, non lo so. Difficile dire queste Sì, cose, no? insomma, è complicato. Invece io avevo delle osservazioni per quanto riguarda l'intervento di Mattia che mi ha molto incuriosito rispetto alla crisi che hai cercato tu, perché anche tu hai cercato una crisi. C'è grande crisi, c'è grossa crisi. E c'è questa crisi sociale del mestiere del pittore, c'è questa, come dire, inflazione quasi, insomma, nociva, no? Che determina un posizionamento difficile. E hai esteso, se ti è capitato così in queste riflessioni, hai esteso lo sguardo a quel che succede prima e quel che succede dopo da questo punto di vista, cioè se hai rintracciato tracce, cioè secondo te questa inflazione è veramente caratteristica di questo momento qui? Perché io non sono così sicura per aver approcciato questi problemi in termini completamente diversi, puramente diciamo storico-documentari, attraverso la fraglia, attraverso gli apprendistati, eccetera, eccetera. Beh, Valentina, tu sicuramente mi metti a dura prova perché le tue conoscenze sulla struttura professionale della professione pittorica a Venezia sono indiscutibilmente le migliori possibili e quindi sono in difficoltà perché la mia risposta è una risposta necessariamente parziale, come guidata da una domanda era la mia questione di partenza, era una domanda che non intendeva cercare nel lungo termine dal 300 all'800 le cause, le ragioni, le possibilità, i motivi di una crisi nella professione pittorica, ma intendeva cercare di verificare se un fenomeno di stile che starei cercando di contornare, di far risaltare, che è appunto l'emergenza di individualità diverse in libera competizione, se un fenomeno di stile possa essere in qualche misura messo in relazione con un fenomeno macro di vasta portata relativo appunto a quella che possiamo definire la crisi, a tutti gli effetti, e quindi della professione pittorica. Difficoltà, chiamiamole difficoltà umane e sociali che una generazione di pittori nata tra il 1500 e il 1520 incontra nell'affermarsi nel proprio contesto selezionato. Poi, se la tua domanda più nello specifico mi chiede, ma nel contesto della famiglia Bellini o Vivarini nella Venezia del 400 le situazioni erano radicalmente differenti, ti devo confessare che non sono in grado di darti una risposta come vorrei e quindi non ti so dire se quello che abbiamo letto è un'aneddotica, quello che ho letto, quello che ho visto in queste fonti è un'aneddotica assolutamente incapace di dare una visione. Scusa, c'è Giorgio che... c'è sto smettendo di ascoltare. Quindi sì, da questo punto di vista la mia inchiesta era guidata da una domanda di partenza. La domanda di partenza era cercare di capire se è possibile creare un collegamento tra una situazione di estrema differenziazione formale che io avverto, che io verifico nella... Del resto, insomma, non è un mistero se molti dei pittori anonimi che noi cerchiamo da anni, da tempo di inseguire, attivi, penso a Pace, per esempio Giampaolo Pace, di cui mi sono occupato, e noi cerchiamo di inseguire, che sono attivi tra gli anni 30 e gli anni 50 del Cinquecento, siano tutti quanti pittori che comunque adoperano un linguaggio medio, un linguaggio veneziano, sono ancora indebitati con il naturalismo della generazione precedente. Sì, purtroppo avrei voluto continuare a discutere. Io voglio ringraziare tantissimo sia i colleghi che sono venuti qui ancora anche questa settimana, a tutti gli studenti
che hanno partecipato al seminario, chi ci ha seguito da casa, ma soprattutto voglio ringraziare Mattia e Giorgio per questo bellissimo pomeriggio insieme, e li ritroveremo, spero, online o fisicamente, vediamo, alla tavola rotonda del 18 maggio, quando faremo 2 chiacchiere in chiusura di questo seminario. Grazie a tutti e scusate per questa chiusura. Grazie Valentina, grazie a te.